Ho lavorato e studiato. Lavorato perché non era di famiglia ricca e tanto per poter studiare ho sempre lavorato. E infatti ho studiato un po' con l'anni e mi sono diplomato e laureato un po' a tardo, ma prima di tutto perché quando stavo a Terranova era la seconda guerra mondiale, di bombardamenti ne hanno fatto le case e la scuola. Tanto ero in scuola ho fatto la quarta elementare. Tutto l'altro, terza media, diploma di mastro e laurea in pedagogia alla sola, per conto mio. Tutti esami da privatista, in effetti. Questo mi ha dato modo di conoscere sia il mondo del lavoro, sia il mondo della cultura. Le due cose alla fine si sono incontrate, perché in scuola le stelle vedevano subito che io non era un professore di chi si allevati le comodità, come si dice, la bambaggia, ma era uno che i problemi degli stili adananzi li conosceva, perché li ha campati prima di te e in tempi più disastrati. Ho poi fatto scuola in tutti gli ordini di scuola. Essendo rimasto di scuola ho cominciato con le elementari, poi sono passato alla scuola media, poi ho aggiunto il concorso alle superiori, per letteratura e storia, e che sono stato iniziato allo 2000, quando sono andato in pensione, a quasi 70 anni. E qui è stato, intanto sono nato da babbo di Terranova, Olbia, Navali, e mamma di Loiri, tanto era frazione di Tempio. Tutte e due, pali tempi, non erano alfabetizzati, erano, come si dice, mezzo analfabeti. E tanto la scuola la vedevano un poco come un lusso. E siccome io era il primo di noi figlioli, sapevano che non aveva di studiare nessuno e tanto non aveva di studiare nemmeno io. Tanto mi poi a lavorare per non andare a scuola. Ed io, quando acabavo il lavoro, andavo a casa dei compagni di scuola che frequentavano, mi accoppiavo i compiti e le lezioni e poi a conto mio, a fine d'anno, dagli all'esame da privatista. Quando ho dato l'esame di terza media, anzi ho dato l'esame di seconda, 2 anni, e mi hanno promosso. Quando mi hanno promosso ho detto a babbo, ho detto l'allegria va, l'anno che viene, invece di mandarmi a lavorare, mi faccio frequentare, no? Quando quell'ho detta, siccome tanto l'obbedienza non era come va, io di subito mi ha dato una podda di panchetta e la gana di studiare mi è passata, da un bel po'. Mi permise la gana di campare, per vedere onde sarebbe compiuto l'obiettivo della vita. E per la verità sono cresciuto, lavorando, un po' a furto e un po' a palese, arrivare a quello che ho detto prima, alla laurea, alla cattedra e alla scuola e alla cultura in generale, con una idea più e tutto per la cultura sarda. Perché ho compreso, studenti, che prima di imparare la storia di Roma e la storia dell'Egitto, sia per me che poi per l'alunni che ho avuto, era più importante conoscere
la storia della Cadura e della Sardegna. E non è che si possa contare la storia della Cadura così d'improvviso e in poco tempo, perché è una storia, come tutte le zone sarde, abbastanza non tanto buona a fare, perché è divisa in tanti periodi, ancora perché la Cadura di tempi passati era tempio, cioè Alzachena era frazione di tempio, l'Agliento era frazione di tempio, Terti era frazione di tempio, Locusanto, tutto, l'unico centro di studio che c'era in Cadura era Tempio. E non solo in Cadura, qualcosa venivano prima Cagliari e Sassari. E poi l'unico centro che aveva una scuola di latinità, si chiamava tanto, fondata dagli frati di Calassanzio, Nicola Calassanzio, si chiamano i frati Scoloppi, era Tempio. Dal 26 aprile del 1655 Tempio ha una scuola di latinità. Questa scuola di latinità è diventata poi il liceo classico di Tempio, con passaggi religiosi, politici, leggi del 1866 di Siccardi, ministro tanto della pubblica istruzione, che ha preso lì di la Jescia, un vera puro il convento degli Scoloppi, che è l'attuale Teatro del Carmine, con la vecchia biblioteca che era più sopra, e l'ha trasformata in ginnasio liceo. Da tanto, tutti chi hanno studiato in Cadura hanno fatto la scuola superiore in Tempio. Quindi, ancora Olbia tanto non era un centro importante come va. Tempio era il riferimento di tutti chi che volevano studiare. Quindi io sono stato pure fortunato a venire da Olbia a Tempio. Questo poi ha dato modo di punire Tempio i movimenti che si sono cambiati da una dominazione all'altra. Tempio ha avuto sempre, prima con gli spagnoli, al tempo dei Caglieri, passoni che contani, magari passoni che erano nati da un modo curioso, nobili che erano i capibanda pure, perché comandavano tutti i buoni e i mali che c'erano in Cadura. Tanto i vari governi, per poter avere gente fidata, da dia la nomina al marchese di Villamarina, per esempio a Tempieso, era viceré della Sardegna. Così Tempio ha avuto sempre poi, sia con gli spagnoli, poi con il Piemonte, personaggi che hanno potuto fare, ecco la storia. Quindi Tempio ha una storia importante, però per poterla analizzare in modo giusto, per darla come i libri si potrebbero dare, e non con questi pochi parole miei, ancora si so attenti al contrasto che abbiamo, e intanto volaria divisa in periodi. Per esempio, se vai dai tempi, la prima volta è il 1173, poi il 1358 la gattemo feudo spagnolo. Il Lumidi diventa importante quando ha due passaggi importanti Tempio. 10 settembre 1836, quando Carlo Alberto, con un decreto, la trasforma in città. E 10 agosto 1839, quando Gregorio XVI, su supplica di Monsignor Diego Capecci, allora vescovo di Tempio, e vescovo di Civita,
allora la diocesi della Civita, poi diventata appunto Tempio Ampurias fino a Castellusaldo, la trasforma in diocesi, al posto della diocesi di Civita che tanto prima di Tempio aveva sede in Terranova. È da tanto che fra Terranova e Tempio vi è sempre stato un poco di differenza. Terranova ha sviluppato i commerci, con porto, aeroporto, importante, che poi è diventata pure manna, pure troppo manna. Tempio, sviluppata la cultura. Chi ci ha avuto pure la sorte da poeti manni, uno in particolare, chiamato Gavino Pes, ed era un religioso, un abate, che è nato nel 1874, 1774, e ha scritto tutto questo, cioè, ripeto, 1700 Don Baigno, ha preso tutto il secolo, 1724 nasce e 1774 muore. E ha scritto tutte le poesie gaduresi che hanno dato motivo a tutti gli altri che sono venuti da poi di scrivere gaduresi. Pure poeti analfabeti nell'Ottocento, seguendo Don Baigno, hanno potuto fare poesie importanti. Ne hanno avuto manco 5 in gadura. Da poi Don Baigno, il 700, e l'Ottocento è Petrallutto di Santa Teresa, Giuseppa di Scano, dal Sachena che muore l'aliento, Prete Micalandria Turto, Aggio, e Matteo Pirina di Telti, Cucchetto. 5 poeti semi-analfabeti, ognuno illusorio importante. Un bel. E tanto voglio dire, per la storia del Tempio, sia della parte storica vera e propria, sia della parte culturale, con tutti questi elementi che gli ho posto così in mezzo, un po' chiari, e non so se sono un po' imbugliati, non lo so, però ho cercato di dare una idea di come in Tempio la cultura è sempre stata di casa. Tanto, lo Gadureso ha avuto, prima di Don Baigno, ha avuto un segnale che agattemo la biblioteca di Brera. 2 poesie che hanno attribuito studiosi a Luvaino Gadureso. Però calà assistato Lugadureso è appunto Gavino Pes, Don Baigno. Perché? Perché ha avuto questa idea di fare gli stroffetti gaduresi a mutti. E siccome nel 700 le cose in storia non succedono mai per caso, gli spagnoli hanno arriccato in gadura la chitarra e i primi cantatori hanno potuto trattare le parole di Don Baigno con la musica spagnola. Le 2 cose hanno posto insieme un modello sia culturale, poetico, perché veniva da Don Baigno le parole, sia musicale, per la chitarra, che era uno strumento nuovo e che è entrato subito in mezzo alla gente, le feste, gli sposalizi, ogni loco era sempre una chitarra e qualcuno che canta le canzoni di Don Baigno. Infatti Don Baigno è diventato popolarissimo in Gadura. E le sue poesie sono filmate in manoscritti. In questa biblioteca c'è il manoscritto delle poesie di Don Baigno, di tanto. Tutti gli altri che abbiamo scritto in gadureso abbiamo preso in buona parte da Don Baigno. Poi Tempio ha avuto un professore, si chiamava Giulio Cosso, è morto nel 2007, l'anno passato, che è stato preside del liceo e ha preso in mano tutto il materiale di Don Baigno e insieme a me e a un altro collega, si chiama Franco Vresi,
ancora lo scrive in gadurese, Giulio Cossu Mattessi, ed io Mattessi, abbiamo cercato di punire alle parole che ha posto scritto Don Baigno, delle regole ortografiche, grammaticali. E studiando un codice antico, lo sanscrito, che è uno dei più antichi paesi del mondo, e mi ha avuto la possibilità di codificare, in effetti, lo gadurese. Abbiamo addirittura noi tre unito l'Usigno, primi in Sardegna. Li chiamiamo Gruppo di Nuova Cultura ed abbiamo operato insieme per 20 anni, dall'81 fino alla scomparsa di Giulio, in effetti. Però a questo punto il lavoro era fatto. Ecco, a questo punto abbiamo avuto la possibilità, e questo libro che Kinci è uno di questi risultati, di portare il gadurese in tutto il mondo. Questo libro è presente in tutto il mondo. È stato pubblicato a Cagliari dal signor Trois, Gianni Trois, 3T come editore, e è stato mandato a tutti gli saldi emigrati in tutto il mondo, in migliaia di copie. Ed è il primo libro in prosa gadurese. Cioè, prima di questo libro, scritto da me, non esistia conti scritti in gadurese, con traduzione italiana. Esisteva un paio di passaggi di prosa, 2 litteri di Luciano Bonaparte, quando era principe della Corsica, che sono educati nel museo di Londra, British Museum, e un paio di traduzioni di parabole del Vangelo, fatto da predicatori gaduresi che avevano gusto a fare le prediche in gadurese. Poi questo, un linzolo di chitarra, che in 13 conti fa di me, perché prima di tutto ha preso a me, come esempio. Però, insieme a me, di tutti gli stedi gaduresi che non sono potuti andare a scuola. E Paidi, ad esempio, scritto, per tutti i compagni che non hanno potuto studiare. Ecco, questa idea e questa passione per la Gadura, per la Sardegna e per gli stedi che non hanno potuto studiare, mi ha fatto arrivare a fare da con voi stasera. Questo conto dice come io ho cominciato ad andare a scuola. E ha come nome la scuola di Petro. Arrea una vrina di ento e m'arreca la voce della mastra, spiegando come tanto che l'alba è sempre erdi e non muta in tino mai, se dopo d'alto colori non è più alba. In questi tempi, in le carriere si intendiano i parole curiosi che buona parte della gente non riuscì a comprendere. Hanno cominciato a fare di guerra e tutti a modo suo si erano preparando la coscienza come si deve. Li che potevano si erano pinendo i camasini per poter parare i momenti più mali. Alle che non avevano i camasini di pinà, l'hanno pinato il capo di Ciavani. In Sardegna ne vai dammi come se ne può fare da i lochi che non contano nulla. Intanto che i manni vai dani di guerra, io vai da di scuola, con cuidato manno, perché era un loco un andato di buona gana. D'ogni mattinata escia da casa un quarto d'ora prima del tempo per passare a chiamare il compagno della ciurrata. La sua bussa era la mia bruttea di pinni e di paperi. Ci accordami dalla dinanzi e io portare i compiti fatti.
e io mi buscavo i paperi per scrivere. In casa mia hai imparato a non più da nessuna cosa da nessuno, se non era cosa guadagnata. Stedo 8 anni, non poteva fare altro. E così cambiava compagno, d'ogni mese, per 30 volte. Per le stesse giornate mamma ti ha pensato pani, solo che era più sfortunata di me, e io avevo 30 compagni. Ed era sola, perché il babbo era partito soldato. Gli scolani cipriani, per darmi i paperi, contenti di poter avere in cambio lo scritto per il fatto, ancora li sappiano fare. Ma siccome avevano sempre i quaderni noi, si potevano permettere lo gusto di farmi fare che si travaduccioli. A me serviva ancora per ripasso, perché non solo di approntare i conti e gli scritti, ma di avere pure giusti, che se no perdiamo diritto ai paperi. E in qualche modo mi toccava calcolarli. Della prima e della seconda non mi ammenta bello, come in un sogno vico due bricioli tondi chiamati bomboloni. Che mamma mi comparese con uno sforzo, manna vero, per non farmi soffrire troppo i primi giornate di scuola. In terza, invece, mi capitese un fatto curioso. Era l'anno che i capizzoni italiani si unisero con la Germania e con il Giappone, per bucare da mezzo l'America. A scuola avesero un comitato di giapponesi a visitarci e ci ponesero in 2 file il rimpiano. Io era basso, lo più minore di pezza, e in mezzo all'ungarri sono parato a dare a tutti, così, quando sono passati gli strani, non ho visto nulla. Quando siamo tornati a Trento alla scuola, la maestra ci ha posto a scrivere che abbiamo visto. Io avevo poco di dire. E lo che è peggio che stamani era uscito da casa senza smulzare. E come sempre, senza papiri. Con il movimento dei liburisteri non avevo pensato a fare i con i compagni e così mi sono caduto in difficoltà. Ma non mi sono perduto d'animo. Sono uscito nel corridoio con la scusa di andare in bagno. E dallo cestino dei direttori ne ho preso un pezzo di papiri appadduttolato, l'ho spigliato, e sono tornato al mio banco per scrivere qualche cosa, come male podia. Non mi era mai capitato. Ma chissà volta ho preso un bello 0, di chissi quella croce in mezzo, come si usava tanto. Lo che non ho mai saputo è che mi è filmato in dubbio. Se lo ho preso per i paperi, poco adatto, perché non hai visto i giapponesi, o per la mano poco velma per lo di uno. Ma forse me l'ho solo meritato. Come se l'hanno cercato e meritato, e che stadiano in alto, cinqu'anni in fatto, hanno preso uno 0 più mano di lo mio. Eppure io avevano i paperi veri, avevano i studi giapponesi e avevano mangiato sempre più di tutti i passoni posti insieme. Questo fatto non mi ha consolato a bello, ma mi ha aiutato a comprendere parecchie cose. E l'anno di scuola riportata innanzi me, tanto che alla fine di ogni anno risulta sempre tra i primi. L'anno più importante stesero di la quarta, perché avesi gli 8 più alti di tutta la scuola, e però stesi ancora l'ultimo anno in 3, per tanti steggi, per me e altri steggi come me. Un fatto buffo mi capitese ancora tanto. Tutti sapevano che Maccariporo è una città mai nuda da nessuno, se non era cosa travagliata. Ma una dì, un compagno di scuola, lo più ricco che vera, arricchese la merenda ancora a me. I tempi erano strinti e una merenda faceva piacere ad ognuno. Io però avevo sempre in mente le parole di mamma, anzi, me le avevo avvissate pure troppo, come succede agli steggi. E quando lo compagno, al momento suo, ha fatto lo esso e dammi la merenda,
che era composta da un panino e 2 pesci frissi. E io rifiutesi, senza manco pensarvi. E io però, senza darsi pal vinto all'asciutta della scuola, mi ha sicuro fatto. A darmi la forza, tanto mi sono posto a correre e sono carriato a casa sgalinendo. Mamma, quando mi ha visto un treno della Ianna in queste condizioni, si è succunata credendo che qualcuno mi volesse abbattire. Quando ha saputo che era fuggente, vanno a città, il panino con i 2 pesci. Si è posto a ridere e quasi mi ha preso a macco. Una volma di macchini. Qui in piaceria di te ancora le stelle davanti. Quando è comprato l'anno, la mia pagella va a 40 lodevoli, ma non mi l'ho goduta a bello, perché mi è toccato fuggire in campagna con la mia famiglia per galdacci dagli bombardamenti. In questi mesi abbiamo temuto che la vita fosse acculta a comprare. A darete alla casa onde erano sfollati, abbiamo pure piantato semenze di lenticcia, più che paesi provvisti, per rinnovare il miracolo di frondarè di noi che riescono a aprire il piccio del terreno. Quando siamo potuti tornare alla Ida, l'America, hai avvocato da mezzo l'Italia e la mia scuola. Di fare la quinta non era più tempo e desina licenza a tutti gli stessi per il merito di guerra. La maestra salutandomi mi disse: tu hai di diventare maestro di scuola. Ammentati che l'alba è sempre verde. Lo saluto era buono, ma in questi momenti non si agattava manco pane tosto. E i casi della mia custodia, per Bonaparte, erano in terra, e non solo i casi, ancora i cori della gente. Troppa gente non si lamenta più. E un beso travagliando all'urriesso, per tornare a lampare uomini e i casi, e buoni va a credere che è roba nuova. Camminando il tempo ancora io ho visto lo brutto e lo bello, parecchie volte ho campato in mezzo a cose inutili e vane, scarragliando i pigli poeti, ma a 40 anni compriti. In una terra meravigliosa, posta in lazza di lumari, ho avuto la sorte di incontrarmi torra con chi lo stesso che era filmato in quarta, con la sua pagella piena di lodevoli, e insieme siamo diventati maestri di scuola. Poi, in un cammino umano pieno di paperi bianchi, ho incontrato l'università che mi ha detto: questi paperi sono i tuoi, Ma poi scrivi cose che non hai potuto scrivere prima, che non hai i mezzi, poi di la verità, ancora per la Sardegna, la terra onde sei nato. Di scritti più chiari mi hanno dato la mano e mi hanno accompagnato vinta i campi eldi, onde l'alba non muta mai lo suo intino, e intengo ancora una voce di mastra in una brina di vento. Leonardo è un sardo autentico, ci siamo conosciuti all'università, undi era, e ancora chissà, undi era docente di linguistica generale, e però ancora io ha sempre favorito lo che era la lingua sarda, e tanto a tutti ci ha sempre dato l'idea di fare questo che io già volevo fare. E ha sempre, sia all'università sia alle conferenze, onde Ninaldo si incontra, non si può parlare della Sardegna. Arriva pure a Briassi perché ha un carattere un po' focoso. Siamo visti in tanti convegni, in Cagliari, in Quarto, in Sassari, in Nuoro, e dove se qualche uno li veda contrario alla lingua sarda della Sardegna, non vede più nulla. E quando li vesi lì, questi conti, che io prima di scrivere il libro, ho mandato ai concorsi, ce n'è un bel in Sardegna, per fortuna,
premio Zieri, premio Romangia, premio Michelangelo Pira a Quartu, premio Montanaro ad Esulo, ma siamo pieni, premio Lungoni in Santa Teresa, siamo pieni per fortuna, e dani un aiuto a tutti questi chiani. E Rinaldo Sole è generalmente in giuria, perché se ne intende un bel, è esperto di questo contrasto. E quando ha giudito, dato che questi conti hanno tutti vinto, dallo primo allo terzo primo, non sono mai valati più a ignore. E si poteva fare un libro, mi ha detto, sì, e però ha detto, tu mi fai l'introduzione. Volentieri. Ecco, così. L'amore per la Sardegna, a me per la Cadura, io per il Logo d'Oro, però a tutta la Sardegna in generale, ci ha fatto diventare amici. Come qui, ancora con un altro Mannu, Nicola Tanda, ha fatto l'introduzione a un altro libro mio, Lo Steddo, sempre in cadurese. E Mattessi, ancora Nicola Tanda, sempre dato l'unito di non abbandonare mai, che la lingua, tradizioni, cultura, abitudini, usi, costumi della Sardegna. Ecco, siamo avuti tutti lo stesso contrasto. Ognuno in l'aria sua, giusto, rispetto per tutti, perché se lo rispetto non è per tutti non vi per nessuno. Ecco, e i anni la stessa idea che io stavo dicendo stasera a 15.